Dagli scavi archeologici dell'Università Ca' Foscari sull'isola di Torcello, un monito a ripensare nel presente i limiti di Venezia e della sua laguna. Luca Colombo. A Diego Calaon, archeologo, misura e senso dell'umorismo non fanno difetto. Le rade buche di pali, le esili file di pietre e mattoni, per quanto antiche, risalgono all'insediamento alto medioevale sull'isola lagunare di Torcello, non sono granché sexy, per dirla insieme a lui, nello stile disinvolto dell'Università americana di Stanford, che collabora con quella veneziana di Ca' Foscari. Ma quei resti così poco spettacolari contribuiscono anch'essi a definire l'alba di Venezia e ne insegnano la fragilità. Salvare Venezia con l'archeologia, la traccia del dibattito pubblico aperto dall'Ateneo. Il delicato rapporto tra acqua, terra emersa, terra sommersa ha richiesto fin dall'inizio una cosciente esperienza del territorio. Stanford sta nel pieno della Silicon Valley, ci costringe a pensare in termini di fattibilità, di economia, di ha senso fare quello che stiamo facendo. Ca' Foscari si confronta con i colleghi americani e i referenti di Comune e Ministero dei Beni Culturali per la gestione del sito UNESCO di Venezia e Laguna. C'è l'assessore al turismo, Paola Marri. Pochi giorni fa una delegazione dell'organismo delle Nazioni Unite ha visitato la città. La nuova amministrazione conta su una presa di coscienza e su una pressione mondiale. Forse ancor più che una legge, uno statuto speciale aprirebbe spazi di manovra per Venezia. Abbiamo evocato lo scavo dei canali, no? La gestione dei flussi turistici. Qui è in gioco il destino di Venezia, che sia un destino sostenibile per quanto calato nella contemporaneità. Finora non è stato fatto nulla dal punto di vista di pianificazione strategica, quindi ci sarà l'analisi dei dati per poter poi pianificare anche dal punto di vista turistico, sicuramente.